Vi ricordate quando a gennaio siamo venuti qui alla tenuta Nasano a raccontarvi proverbi, tradizioni popolari, cibi dell'inverno? Ci siamo tornati per farci raccontare invece quel che saranno i mesi prossimi successivi. Allora andiamo alla fine di febbraio, incontriamo l'inizio di marzo, cioè i fuochi nelle campagne, i falò. Lea Gardi, presidente dell'associazione Il Lavoro dei Contadini, una rete trasversale, e ogni azienda racconterà qualcosa in particolare. Certo, siamo un bel gruppo di aziende che portiamo avanti queste vecchie tradizioni della nostra terra, della Romagna. Quindi 26, 27, 28, 1, 2, 3, febbraio e marzo, gli ultimi 3 di febbraio e i primi 3 di marzo, all'Imbrunire si accendono i fuochi. Voi dovrete seguire il nostro programma, vi lascio un po' di suspense, così voi venite a trovarci illavorodecontadini.org. Sul nostro portale troverete tutte le informazioni del caso, vi dico da metà febbraio, non da prima. Comunque per qualsiasi cosa potete sempre chiamarmi, che io sono disponibile a qualsiasi spiegazione. Poi avremo il tema di quest'anno, oltre che il bruciare gli sterpi della potatura, perché augurare un buon anno quanto senza impervie che ci uccidano i nostri raccolti, noi faremo, il tema è la mezzadria. È un tema molto importante del mondo contadino, perché ci sono stati dei passaggi fondamentali per l'agricoltura. Quindi faremo anche una mostra che verrà inaugurata il 3 di marzo alla Molinella, Galleria Molinella di Faenza. A Faenza. Alle 6 di sera avremo il piacere di ospitarvi per una breve conferenza e poi inaugurare la mostra. Vi aspettiamo numerosi e come sempre tutti gli anni che ci seguite, noi siamo molto felici della vostra presenza. Grazie mille. Anche noi ci saremo e tra l'altro anche noi potremo fornirvi ulteriori informazioni, proprio perché cercheremo di seguire le aziende più rappresentative di questa associazione nei vari eventi, compresi anche cante, balli, musiche popolari che appunto costellano gli eventi di oggi dell'Oma Mers. Che dire che a questo punto noi aspettiamo appunto la fine di febbraio e l'inizio di marzo, e invece con i frutti della terra continua. Voi mi direte, ma c'era bisogno di far vedere una ricetta che spiegasse come si fa il brodo di carne in casa? Effettivamente potrei dire no, è molto semplice farlo, ma proprio perché è semplice ritengo che magari vedendolo fare molte più persone potrebbero dire: ma invece che fare il brodo di dado, invece che comprare un cartoccio di brodo confezionato, come si vede ormai da tempo in vendita nei supermercati, qualche volta queste cose veloci possono effettivamente essere un aiuto o indispensabili, un po' di tempo ci vuole comunque, ma è semplice, è facile, più di quanto si possa immaginare. Inoltre, vedete c'è abbastanza carne, uno dice vabbè io sono singolo oppure siamo in due, la cosa ideale è farlo, se ne prepara la quantità di una bella pentola grande, ma poi lo surgeliamo in contenitori della misura che noi vogliamo. Questa cosa ci potrebbe permettere poi, il giorno che abbiamo voglia, di tirarne fuori una confezione dal freezer e abbiamo il brodo di carne fatto in casa, buonissimo. Che dire, io ho fatto un brodo di carne mista, appunto, cioè c'è un cappone, c'è carne di manzo, c'è un polpettone, c'è anche il collo di tacchino, a me piace poi da mangiare lesso il collo di tacchino, e dunque è una cosa che ci metto io, ma questo per dire che anche qui dipende poi dai nostri gusti. Ci sono delle carni che sono dei tagli di carne che sono più appropriati di altri. Per un brodo classico le parti notoriamente consigliate del manzo sono la punta di petto, il doppione, la copertina di manzo, lo scamone, la falata, la lingua di bue, anche 1 o 2 ossa spugnose per dare fragranza. Poi ci sono le verdure che sono semplicemente cipolle, sedano, carote e aglio. Il chiodo di garofano
A me piace metterla, è una spezia che dà un tocco in più, se a uno piace di solito si piantano nella cipolla e si mette a mollo e dà un aroma che aiuta. Qua vedete c'è ago e filo e un sacchetto, una tela. Questo è un sacchettino fatto di tela, oltretutto questa è tela di mia mamma, che è tela tessuta a telaio dai suoi genitori, pensate quanto tempo ha. Perché se tu metti il polpettone direttamente nel brodo rischi che si disfi, si frantumi, si urti, vada dispersa della carne nel brodo. Allora se uno vuole fare effettivamente questa scelta di mettere anche il polpettone a bollire assieme a tutto il resto, è meglio metterlo in una reticella, c'è chi dice cartoleata, chiuderlo. Per me questo è un buon modo per dare il sapore al brodo anche del polpettone, cuocere un buon polpettone e quindi questo sacchetto di tela lo chiudiamo, lo leghiamo e si cuocerà assieme a tutto il resto senza creare problemi. Una cosa, non vedete il pomodoro, è d'uso mettere anche un bel pomodoro, io non ce l'ho, non l'ho messo. Rende anche il brodo più dorato, in questo caso verrà più chiaro. Insomma, comunque se ce l'avete in casa mettetelo anche un pomodoro. La preparazione è molto semplice, quasi banale. I tempi sono lunghi, forse del tempo bisogna mettersi per preparare, cuocere tutto, ma è molto semplice, tutti sono in grado di farlo. Io ho sempre visto mia mamma in casa fare il brodo, lo faccio poche volte ma lo so fare anch'io, effettivamente non è complicato. Come vedete, la prima cosa è l'acqua fredda. Nella pentola mettiamo acqua fredda perché l'acqua fredda fa in modo che venga fuori un buon brodo. L'acqua fredda va leggermente salata, mettiamo dentro i nostri tagli di carne. Ovviamente partiamo dalle carni che richiedono dei tempi superiori di cottura, come ad esempio il manzo. Si calcolano 2-3 ore. L'importante perché venga fuori un buon brodo è di fare sobbollire piano piano, dolcemente il brodo a coperchio chiuso. Ovviamente se io metto subito anche la gallina, il cappone, rischio che a fargli subire 2-3 ore di cottura ci si disfi, cioè è buono ugualmente il brodo ma la carne si disfa e, insomma è meglio rispettare i diversi tempi, quindi mettiamo il manzo, all'inizio della bollitura vedrete che c'è da schiumare, togliamo la schiuma, mettiamo gli odori e cominciamo la cottura. Successivamente metteremo il pollame, il cappone, il polpettone, un'ora dopo, un'ora e mezza dopo, basta un'ora e mezza di cottura, il manzo 2 ore, 2 ore e mezzo ne ha bisogno, comunque cottura lenta e a lungo. Non ho parlato ancora delle quantità, dei rapporti tra gli odori e le nostre carni. Normalmente per 1,5 kg complessivo di carne si considera una costa di sedano, una cipolla, una carota e uno spicchio d'aglio. Abbiamo già parlato dei chiodi di garofano, facoltativi, un pomodoro, non ce l'abbiamo ma si può mettere. Come vedete io ho più di 1,5 kg di carne, perché il cappone è intero, la carne era ben di più, dunque è tutto in proporzione. Un'altra cosa ho dimenticato di dirvi, a seconda dei tagli di carne che usiamo può venire fuori alla fine un brodo più o meno grasso. Del grasso c'è nella carne, dunque un po' di grasso ci sarà comunque. Quando ritenete che è troppo o che state facendo una dieta o non vi piace, insomma i motivi possono essere tanti. La cosa più semplice è fare raffreddare il nostro brodo, il grasso galleggia, si rapprenderà ed è il modo più semplice per sgrassarlo. Si elimina il grasso in questo modo e otterrete anche un brodo dietetico, assolutamente privo di grassi. Questa ricetta è perfetta da accompagnare con i nostri tortellini. I tortellini che vi abbiamo fatto vedere precedentemente nell'altra ricetta sono la morte sua. Io sono uno fermamente contrario a mangiare i tortellini con la panna, asciutti. Sì, si può fare, lo so, cambiamo. Il tortellino va mangiato in brodo. E questo è un ottimo brodo per gustarci i nostri tortellini e poi una semplice minestra, dei passatelli. Insomma, in realtà il brodo di carne è semplice da fare e lo si potrebbe usare molto più spesso di quello che non si possa credere. Mi sembra di avervi detto tutto, ci troviamo alla prossima ricetta e buon appetito! E anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Ritorneremo come sempre tra 7 giorni. In sovraimpressione vedete tutti i nostri riferimenti. Un saluto dalla redazione di Con i frutti della terra e a cielo aperto.
in collaborazione con